Tanta gente ha parlato ma non sa neanche di cosa sta parlando. Ora basta, facciamo chiarezza, il monito da Palazzo Balbi è uno solo, anche perché intanto in tutto il Veneto c'è una corsa contro il tempo in queste ore. I genitori non ancora in regola mandano mail e compilano autocertificazioni, molti ancora con dubbi. Non si segnalano difficoltà particolari, fanno sapere i vertici sanitari, ma questa è stata sicuramente la settimana più critica sul fronte vaccini. E Luca Zaia scende nuovamente in campo per chiudere ogni polemica, a partire dalla moratoria Mantoan. Un provvedimento, dice Zaia, che serviva per dare direttive alle ULS in base alla legge, che aveva riscontrato un problema interpretativo sul fronte dei bimbi da 0 a 6 anni. Secondo l'interpretazione data dai nostri dirigenti, hanno diritto a restare iscritti fino all'anno scolastico, all'anno 2019. Secondo invece l'interpretazione del Ministero, quindi il Ministro Lorenzin, i bimbi già iscritti da 0 a 6 anni nelle scuole per l'infanzia hanno diritto a restare iscritti anche con l'autocertificazione fino a marzo 2018, quindi la visione è di un po' di mesi di differenza. Questo invece ha scatenato polemiche che secondo Zaia non stavano né in cielo né in terra. Veneto antivaccinista contro governo vaccinista? Decisamente no, secondo il numero 1 di Palazzo Balbi, perché la legge Lorenzin dice una cosa. I bimbi non vaccinati vanno all'asilo, ci possono restare con un'autocertificazione, di fatto la semplifico, fino a marzo 2018. Quindi non è vero che i bimbi non vaccinati con la legge Lorenzin se ne stanno a casa, anche se hanno voluto far credere che con la legge Lorenzin i bimbi non vaccinati stanno a casa. No, perché la Lorenzin ha fatto una circolare dicendo che fino a marzo 2018 possono starci. Sfido chiunque a dire che io sto dicendo inesattezze o cose non vere. Alla fine dunque il risultato è stato uno solo. Il dirigente ha ritenuto, ha proposto, come ha proposto il decreto all'inizio, ha proposto anche una soluzione, ha detto sospendiamo il decreto, mi ha scritto, sospendiamo il decreto e confermo la mia posizione, dice, confermo che la mia visione è quella di, penso di aver ragione, comunque troviamo una realtà che dice chi ha ragione, se c'è il Ministero c'è la Regione. Lo dirà il Consiglio di Stato entro un paio, forse 3 settimane, e allora tutto potrebbe cambiare di nuovo. Resta un fatto, secondo Zaia, non si può attaccare sul fronte vaccino una regione che nel novembre 2016 già si portò avanti su questo fronte. Il sottoscritto ha portato in giunta un provvedimento che obbliga tutte le scuole per l'infanzia da 0 a 6 anni, quindi gli asili, li chiamo così volgarmente, gli asili, ad avere nelle classi almeno il 95% di bimbi vaccinati.